Euroregione News. Coppa Italia A7, Under 14 e 16, rugby femminile a Codroipo. Domenica 18 novembre a Codroipo si è svolto il primo concentramento tutto al femminile tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Nel campo di Goricizza di Codroipo, dalle 11 in poi, si sono incontrate le giovani della zona con le Under 14 e 16 residenti nelle 4 province da Pasian di Prato, Udine, Trieste, Gemona del Friuli, Azzano Decimo e Monfalcone. Dal Veneto sono arrivate le coetanee di Alpago, Villorba, Benetton Treviso, Oderzo, Montebelluna e Portogruaro. Uno spettacolo unico che è stato una grande occasione per vedere a che punto sono le rugbiste e magari tra guardare le partite, applaudire le mete e partecipare al terzo tempo, caratteristico festeggiamento tra le squadre a fine partita, chissà che qualche altra ragazza si avvicini a questa disciplina. Il rugby a Codroipo è sempre più inclusivo, con spazio per tutti, dai bambini più piccoli, under 6, ai disabili, dal femminile ai veterani. Da anni ormai dimostrano forte sensibilità che in questo periodo dell'anno si chiama Movember. A novembre i rugbisti si lasciano crescere i baffi che taglieranno solo alla fine del mese durante un'occasione per raccogliere fondi. Quest'anno sarà venerdì 30 novembre al bar al Girasole di Codroipo e tutto il ricavato sarà devoluto al CRO di Aviano. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.